Ehi, stasera facciamo scuretto, erutto Vesuvio, la pizza di Moncello e favo. Meno male che Silvio c'è, meno male che Silvio è tornato! Perché in realtà io devo riferire le informazioni sensibili di quel gruppo lì scappati di casa al mio capo che sta a Mosca, quindi volevo dirvelo, però ovviamente tenetela per voi, non fatelo sapere a Vittorio perché sennò si scandalizza e inizia a sparare le sue stronzate. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Whatever it takes. Berlusconi credo che sia già un miracolo che sia vivo. I nostri valori da mantenere. I nostri tre principi principali sono la libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Fra 3 mesi si sgombera. Basta. E allora, signori, buonasera! Patesse non da su Radio Libertà. I barbari eleganti. Buonasera a tutti amici ascoltatori e radiospettatori, ma soprattutto buona Schlein a tutti. Sai caro Phil che questa è la nostra nuova intro che non è molto gradita al buon Vitto, non so cosa ne pensi, insomma. Allora, finalmente ero riuscito a cacciare Gaz dalla trasmissione, il Gaz out ha avuto successo e inizi tu con buona Schlein a tutti, cioè veramente imbarazzante. Che tra l'altro si dice Schlein, ma tu dici Schlein apposta per denigrazione, complimenti. Per discriminazione nei confronti di una intera etnia. Oddio. Qui con noi al posto di quei bastardi di Scogna e Gaz, rispettivamente Milan e Inter nel derby di stasera. Ecco perché. Abbiamo, Scogna non c'è mai, Gaz stasera è mancato per il derby. Stasera chi abbiamo qua? Abbiamo il Filippo buon Leon, Filippo un Leon. ragazzo basiliese amante della politica. Ok, professione? Professione studente. Studente universitario? Esattamente, sì. Quindi vivi in tenda praticamente. Tra un po' mi sa di sì, Sono Quindi... vicino, però mi sa che mi tocca. Sì, anche perché adesso va di moda accamparsi in tenda per gli studenti universitari, insomma, come segno di protesta per il caro degli affitti. Vabbè, insomma, per carità, non è obbligatorio avere la tenda vivere a Milano. mentre si ha un affitto, cioè, Esatto. tra l'altro. Beh, non sono tutti persone normali come noi o come me che faccio il pendolare o come te che vivi in centro in area C, quindi anche io faccio il pendolare. Sì, il pendolare. Da Duomo a Missori. Col monopattino elettrico fa il pendolare. No. Quello lo fanno il giallo, io non le faccio quelle cose. Allora, Vittorio, innanzitutto, prima di iniziare questa puntata, tu sulla nostra pagina TikTok hai scritto una bellissima cosa che per me è la frase della settimana. Una volta c'è la rubrica la frase di Gaz, la citazione di Gaz, io adesso inizierei la citazione di Vittorio. Tu hai scritto una frase bellissima che penso sia molto importante e che le future generazioni debbano prenderla come riferimento per quanto concerne i grandi pensatori del pensiero moderno. E l'hai fatta riguardo a un fatto ben preciso, il terzo scudetto del Napoli. Esattamente. Che cosa hai detto? Complimenti ai napoletani per aver ucciso solamente una persona durante i festeggiamenti per lo scudetto. Grazie. Bellissimo, che poi dicono che non sia neanche stato ucciso dai festeggiamenti, era un regolamento di conti, non ce ne frega un cazzo, insomma. Allora, partiamo subito con questa puntata? Che dite? Sì, una notizia bomba. Per cui... Allora, notizia fondamentale. Ok della Camera dei Deputati alla mozione di maggioranza sul nucleare. Valutare mix energetico. Obiettivo del governo: accelerare il processo di decarbonizzazione dell'Italia, valutando l'opportunità di inserire nel mix energetico nazionale anche il nucleare quale fonte alternativa e pulita per la produzione di energia. Io dico evviva! Io dico che questo è un grandissimo passo avanti per l'Italia. Sì,
Sì, io sono contento soltanto per il fatto che magari un giorno non dovremo comprare energia dalla Francia o dall'Algeria, ecco, solo per Esatto, quello, è un buon motivo per esplorare queste iniziative. Esatto, perché l'assurdità è che noi italiani facciamo quelli contrari al nucleare, ma poi tutto il resto d'Europa, paesi confinanti a noi compresi, ce l'hanno e ce lo vendono. Quindi E noi lo compriamo e soprattutto, noi lo che forse è compriamo peggio. soprattutto magari a un prezzo maggiorato rispetto Esatto. a quello che pagheremmo avendo noi le centrali in casa. Quindi, però vabbè, l'Italia purtroppo è rimasta indietro, è rimasta la centrale di Chernobyl, quelle fantasie sovietiche. Non so, Vitto, tu cosa ne pensi del nucleare, di questa scelta? Allora, innanzitutto permettimi di gioire per i fegati spappolati dei ragazzi di ultima generazione. Questo qui è una soddisfazione incredibile. Secondo motivo perché è una buona cosa. Dopo oltretutto tutta la pagliacciata che hanno fatto da chi era? Da Formigli? Sì. Formigli a Piazza Pulita, quella della militante di ultima generazione, Bellissima figura, insomma. una figura, sì, da vera signora, proprio la regina ne sarebbe stata contenta Esatto. del suo aplomb. Poi un altro motivo è il risparmio che ci sarà incredibile, non solo a livello ambientale, ma a livello economico, perché il nucleare, dati alla mano, è sia quello più sicuro, quello più pulito e quella più economica tra tutte le fonti energetiche rinnovabili. Esatto. Come ci insegna il buon avvocato dell'atomo, grande stima per lui. Esatto, che se vuole noi saremmo ben felici di ospitarlo qua ai Barbari Eleganti. Beh, sarebbe un sogno sicuramente. Quindi è una giornata trionfale. L'Italia si apre alla modernità, si apre alla vera energia green, come si dice nell'ambiente, quindi the blue is the new green. Assolutamente, assolutamente. Quello che mi stupisce sono i vari ambientalisti da salotto del tipo 5 Stelle, ma anche Verdi Sinistra, che parlano del green, della transizione ecologica, delle fonti rinnovabili e sostenibili e poi dicono di no al nucleare che poi non si capisce neanche bene perché dicono di no al nucleare. Ad esempio, guardavo uno di quei talk show su Rete 4 qualche giorno fa e quelli orribili talk show, vabbè, e praticamente c'era questa esponente di Verdi Sinistra che dice: io sono per il green, io sono per la transizione ecologica, sono per le fonti rinnovabili. Alla domanda: ma allora perché siete contrari al nucleare? E non ha risposto, cioè non si capisce bene il perché, cioè non ci sono neanche dei veri motivi. Per essere abbastanza contrari Questi dicono rispetto a no, noi. perché praticamente, sai, poi lo stoccaggio delle scorie, cazzata che è stata smentita, ma perché poi ci mettono tanto a costruirlo, cazzata che è stata smentita. Noi puntiamo di più sull'eolico, sul fotovoltaico, sì, per carità, giusto, però se non c'è il vento e non c'è il sole, insomma, una fonte di energia green, perché comunque il nucleare è ritenuto tra le fonti green, efficiente, economica soprattutto, a differenza dell'eolico e del fotovoltaico che non sono economici, almeno attualmente, affidabile, perché il numero degli incidenti è praticamente zero rispetto a quello che hanno le altre cose, rispetto a quello delle centrali a carbone, ad esempio, anche agli effetti, alle esternalità negativi. Politicamente evidentemente non è utile il nucleare, però per fortuna abbiamo una maggioranza in Parlamento, abbiamo un governo e, se devo essere onesto, anche una parte di opposizione, perché io devo dire che io sono per questo governo, però sono contento che anche il terzo polo abbia votato a favore di questa cosa e si schieri a favore del nucleare, a differenza del resto della sinistra e dell'opposizione. Sì, l'abbiamo visto anche nelle consultazioni di ieri con la premier Meloni, no? Nel quale è emerso comunque, anche su temi diversi, però comunque un appoggio da parte del su ciò di cui siamo d'accordo è giusto appunto instaurare un dialogo e quindi nulla, e quindi vabbè, io adesso, cioè, non partiamo dal presupposto che l'anno prossimo avremo il nucleare, non partiamo neanche dal presupposto che tra 10 anni avremo il nucleare, però 15 magari 15, 20, vabbè, insomma, diciamo che prima facciamo meglio, è sicuramente un grande passo avanti per un paese molto arretrato. Comunque, per arrivare all'obiettivo che ci siamo posti come Unione Europea, per arrivare alle emissioni zero entro il 2050, se non parti dal nucleare puoi raccontarti tutte le favole che vuoi, non ci arrivi. L'unico motivo che tu prima ti chiedevi per cui questi ambientalisti da salotto spingono così tanto per l'eolico, per il solare,
energia X Eolico, rinnovabile che comunque non ti permetterà mai di raggiungere il pieno fabbisogno Sì, energetico non è efficiente, non attuale. accende l'Italia con l'eolico e il solare, non è assolutamente efficiente a parità rispetto al nucleare, assolutamente Esatto, inefficiente e a costosissimo. meno che tu non inventi un deserto dal nulla che riempi di pannelli solari, ma anche in quel caso, cioè d'inverno, insomma, si fa Perché molta comunque più fatica. ricordiamolo l'esempio tedesco dove hanno chiuso le centrali nucleari e aprono le centrali a carbone, quindi Ottimo del governo grandissima dei energia Verdi. fatta dai Scholz, verdi, fatta dai Verdi, dal governo dei Verdi, ma meraviglioso, meraviglioso. Insomma. Quindi, come avevano fatto anche in Francia, dove hanno chiuso delle centrali nucleari proprio per permettere l'accordo di governo tra il Partito Socialista e i Verdi, quindi Sì, anche lì è bellissimo, bellissimo. Qui si parla del futuro del pianeta, del riscaldamento globale, del cambiamento climatico, ma l'importante è l'accordo di partito. E vabbè, noi siamo contenti che si stia andando nella strada giusta adesso. Speriamo, dai. Speriamo. Va bene. Quindi mi sembra che su questo siamo tutti d'accordo. Ok, allora, la prossima notizia arriva direttamente da... Dicevi prima di terzo polo dove si è d'accordo, Esatto. che magari un po' meno. Allora, la prossima notizia riguarda sempre il terzo polo, però questa volta diciamo che non siamo propriamente d'accordo. Tra l'altro a darci la notizia è una bellissima testata giornalistica. I nostri amici dell'Espresso. Esatto, i nostri amici dell'Espresso danno la notizia. Allora, scusate perché io quando leggo queste cose veramente... Coprifuoco stradale se hai meno di 21 anni. La discussa proposta di legge del renziano Ettore Rosato. Vietato trasportare più di un passeggero dopo la mezzanotte, propone il deputato. Sui social fioccano le critiche, così si impedisce di avere un guidatore designato. Ai conducenti di età inferiore a 21 anni è vietato trasportare più di un passeggero nella fascia oraria dalla mezzanotte alle 5. Pena l'arresto fino a 6 mesi e un'ammenda da pagare dagli 800 ai 3.000 euro. La proposta di legge è firmata dal deputato di Italia Viva Ettore Rosato, coordinatore del partito renziano e più noto per aver dato nome all'attuale legge elettorale. Non ce ne frega un cazzo, insomma. Io ho una teoria su come è nata questo aborto di legge. Cioè, Rosato ha ammirato tutte le cazzate che sparava Calenda su Twitter e ha pensato non posso non portare anche una puttanata del genere anche io, per cui da qui che nasce questa legge veramente che è un aborto, perché non ha nessun senso logico, cioè che cazzo mi significa che non puoi addirittura l'arresto, cioè che... Non ha senso né a livello logico né a livello fisico sanitario né a tantomeno a livello giuridico, cioè qui intervieni tu dato il tuo campo. Vabbè, oddio avvocato. Sì, però comunque, cioè, stiamo parlando i conducenti di età inferiore a 21 anni, quindi stiamo parlando di gente che va dai 18 ai 21 anni in pratica. O vabbè, non so se poi lo vogliono, come si dice, estendere anche dai 14 ai 18 se guidano i motorini, quelle robe lì, però... Sì. Ma tra l'altro io mi ricordo perfettamente come dopo le elezioni del 25 settembre il terzo polo si vantava di essere stato il primo partito tra i giovani, no? Esatto. Eppure ora adesso li vuole mettere in galera. Non riesce nemmeno a rappresentare quei cittadini che l'hanno votato, i giovani. Fa delle leggi contro i giovani addirittura. È veramente imbarazzante. Cioè li vuole mettere in galera se... Poi per fortuna nessun altro nel terzo polo ha accolto questa cosa, mi sembra. Però... Cazzo, il coordinatore di Italia Viva, cioè, nel senso... Fenomeni. Mi sembra grave come cosa, mi sembra grave. Più che altro mi fa ridere pensando che loro si erano proposti come quelli belli, ricci, competenti, preparati. Giovani anche. Giovani. Oddio. Soprattutto ricci. Soprattutto ricci. Ricci, competenti, Calenda potrebbe essere d'accordo. Lui, vedendo i suoi livelli di puttanate su Twitter... Adesso magari non insultiamo e basta, entriamo un po' più nel concreto. Nel merito. Ma sai che io con Calenda c'è questa beef sempre non mi sta molto simpatico. Ma scusa, una volta tu mica lo chiamavi Daddy Calenda? Tu dicevi così, il mio Daddy Calenda. Ma quello lì è il meme, cioè per il meme... Abbiamo una telefonata. Oh, buonasera. Eccolo. Buonasera. Ho sentito che parlavate del quarto polo e allora ho detto no, qua devo chiamarli. Va bene. Allora, spiegaci in un minuto cosa ne pensi della questione. Oh no, ma è una questione più generale perché qua domenica si vota e bisogna scegliere tra la Santa Alleanza e i bolscevichi, perché in ogni città se andiamo a vedere i candidati
del terzo polo è tutta gente di estrazione del PD e della sinistra. Figurati. Verissimo. Comunque no, che ci lasciano le patenti, che se vogliono si prendano loro il triciclo o quello che vogliono, ma le patenti sono nostre, non devono romperci i coglioni, ecco. Assolutamente. Tu non so se lo conosci, Filo, questo è il buon Nick dalla provincia di Treviso. Grandissimo, saluto il grandissimo Nick della provincia di Treviso. Sì, che tra l'altro io e il buon Vito incontreremo dopodomani per un meraviglioso pranzo in centro a Milano. Proprio Con non Antonio c'è... Razzi. Esatto. Proprio non ce la facevi a resistere 2 giorni senza di me, Nick. Ma veramente no. Ma Sono come la tua avrei potuto? ossessione? Ma come avrei potuto? Non riesco a resistere, guarda, a te e alla città di Treviso. Infatti, guarda, tutta la gente di Treviso che ci sta ascoltando, quelli della Lega, anche se Mario Conte ha fatto quella cazzata lì sulle coppie, sulle adozioni gay, però bisogna scegliere tra la Santa Alleanza e, per chi di Treviso si ricorderà, i bolscevichi che ci sono stati nel passato come Manildo e questo Denardi. Quindi domenica bisogna andare a votare per la Santa Alleanza. Buon voto. Buon voto. Ha fatto un pippone Ciao a tutti. elettorale più bello lui di quelli di Gaz, comunque. Grazie Nick, ci vediamo Ciao, dopo buona domani. serata. Ciao. E vabbè, ragazzi, quindi insomma rimaniamo così. Allora, prima di andare con la canzone, voglio solo farti una domanda, Phil. Ma sì, Vitto diceva che dopo la 20ª puntata si voleva tagliare i baffi. Fai vedere un attimo in camera i tuoi baffi, visto che non guardi mai in camera. Allora, Phil, secondo te, precisando che il fatto che i baffi abbiano migliorato Vittorio in questa trasmissione, e questo è oggettivo. Sì, è oggettivo, in effetti, molto oggettivo, Okay, perché i baffi di Vittorio hanno... quel non so che di colombiano che è molto più cool rispetto al normale. Il baffetto, i signori nelle videocassette in edicola negli anni 90. Comunque, quindi se li deve tenere o no? L'hai detto tu. Se li deve tenere o no? Allora, sì. io voto che se li tenga. Tu? Se li deve tenere, assolutamente sì. Tu cosa voti? Alla fine della prima stagione se ne andranno. Alla fine? Beh, non manca molto, Vabbè, tanto siamo quasi alla pausa estiva. Ringraziamo la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. E con questo andiamo con la prossima canzone, Robin Thicke con Blurred Lines. Rieccoci, buona Schlein a tutti di nuovo, insomma. Che dici? No, vi prego, basta, salvatemi da questo tormento. Salvate il soldato Vittorio. Salvate il soldato Vittorio.
Tanto che questo maledetto risponde. Pronto? Buonasera. Buonasera. In diretta da San Siro per la seconda volta. Esatto. Sei in ritardo anche questa volta? No, strano, ma no. No, ottimo. E allora, comunque, per chi non l'avesse ancora riconosciuto, è il buon Luca Scognamiglio in diretta da San Siro che... Ma la merda di Gazzo ci ha chiamato? No, Gazzo non Ma lo lascialo cagare da parte mia. quanto turpiloquio. Ma no, ma amicizia, ovviamente. Sì. E quindi il buon Luca Scognamiglio si sta dirigendo verso San Siro, o sei già a San Siro, non lo so. No, sto andando. Ah, sta andando. Oggi sono tranquillo. Ok. Vabbè, oddio, mica tanto. Per che cosa? Per una partita molto importante, ovvero la semifinale di Champions Inter-Milan. Una cosa che non si vedeva da quanti anni? 20, ottimo. E tu ovviamente tifi? Il Milan. Ovviamente sono allo stadio, perché mi sembra... E quindi, allora, io non tifo nessuna squadra in particolare, ma ai derby, diciamo per motivi... Traditore. Che giovedì scorso sei sceso per le strade di Senago e hai iniziato a festeggiare per lo scudetto della tua squadra. Non è vero, mi dissocio assolutamente da questa cosa. No, comunque stavo dicendo, io non ho nessuna squadra del cuore personale, però diciamo che a questi derby simpatizzo per la squadra rossonera. Quindi vorremmo fare tanti... Tu non simpatizzi, allora fatti i cazzi tuoi e siamo a posto. Esatto. Quindi appunto vorrei fare i complimenti all'Inter per aver praticamente già vinto questo derby, giusto Scogna? Giusto. Come la vedi questa partita? Ma non lo so, vediamo. In realtà io sono tranquillo. Insomma, non è molto rassicurante. Io sono tranquillo. No, io volevo parlare di cose serie invece. Sì, però Vito prima voleva dirti una cosa. Sì, farai l'invasione in curva, giusto per sapere? L'invasione in curva? Insomma, entrerai in curva nonostante tu non abbia preso quel biglietto, oppure rispetterai il tuo... Mi hanno detto 10 minuti fa, un mio amico è provato a imbucarsi e c'era l'accelere che stava manganellando la gente che prova a imbucarsi. Detto questo, no. Ci dissociamo dalle manganellate, ovviamente noi non siamo di quel partito. Esatto. Proprio che questa volta eviterò. Ottimo. Bene, comunque di cosa volevi parlare, Scogna? Dici. Io volevo dire una cosa. Che la Palestina. Allora, no, vabbè, quella roba lì non esiste. Comunque, bravo. Volevo dire che Vittorio in questi mesi comunque si è sempre dimostrato ostile nei confronti di capi di Stato, capi di governo, li ha insultati, li ha mandati a cagare, un po' tutti quanti. Addirittura il Santo Padre è riuscito a mandare a cagare. Bene, io voglio ricevere quest'assist di Vittorio oggi per mandare a cagare 2 figure che qualche giorno fa hanno ricevuto la corona di sovrani britannici. No. Meno male che non siamo in Inghilterra. Fallo andare avanti. A fare in culo i sovrani britannici. No, non si possono dire queste cose. Viva la Scozia! No! Viva l'Irlanda! Bravo! Viva No. la Repubblica e viva la secessione! No, Scozia indipendente subito. No, secessione ovviamente dell'Inghilterra, cioè del Regno Unito, dici? Sì. No, assolutamente. Anzi, complimenti a Re Carlo III e la regina Camilla. Per essere stati incoronati è una cosa importante sia a livello politico che a livello storico che a livello religioso. No. Complimenti, perché è un grande passo, è un passo importante. Poi tu non credi nella monarchia, non credi neanche... Insomma, quindi non... Esempi di meritocrazia per Marco Rubeo. Vabbè, ma che c'entra? Vabbè, la monarchia si rispetta, insomma, la Royal Family britannica, il glorioso casato dei Windsor. Quindi, insomma, poi Carlo ha... Come fai a chiamarlo glorioso? Perché preferisci il glorioso casato dei Savoia? Nel senso, cioè, a confronto mi sembrano degli illuminati. No, non sono degli illuminati, anche perché per vergogna hanno voluto pure cambiare il loro cognome, quindi... Vabbè, ma adesso non è cazzo, questa non è Rai Storia di, insomma, tu cosa ne pensi, Vitto, del glorioso casato dei Windsor? Per farti pronunciare questa frase.
Guarda, in realtà io di famiglia, cioè l'odio per Carlo e per Camilla è piuttosto pesante, quindi direi che mi associo a Scogna. Sapevo che tu non mi avresti deluso. Come tu, i nostri fratelli catalani, i nostri fratelli scozzesi, i nostri fratelli irlandesi, noi e anche gallesi, noi vogliamo l'indipendenza dei popoli, quindi per forza noi ci schieriamo con i nostri fratelli. Fratelli, ma andate a cagare voi e la Scozia. No, cioè, viva la Scozia, però. No, viva la Scozia, bellissimo posto, però viva il Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del Nord. Monarchico, esatto. monarchico. Non me ne vergogno. Comunque, no, cos'è che volevo dire? Ah, sì, allora io volevo dire una cosa, però riguardo a questo, non era preparata. Io continuo a leggere ovunque dei commenti di gente varia che probabilmente la famiglia reale la conosce per The Crown o per Pomeriggio 5, la conosce solo sotto quel punto di vista, che parlano del gossip, perché sapete tutta la storia di Carlo. Stai zitto, Scogna! Ecco, bene, giù Scogna, bene. Allora, che parla di gossip, insomma, della famiglia reale, la questione Carlo, Camilla, Diana, Camilla la strega, doveva esserci Diana. Allora, per me ci sta avere delle simpatie personali e anche provare affetto, però, cioè, queste persone non le conoscete nemmeno. Come fate a giudicare la bontà o la cattiveria delle persone in base a una serie televisiva o quello che vi dice Barbara D'Urso? Non le conosciamo, però la cronaca esiste. La cronaca esiste, però, la storia... Però, allora, adesso passa la principessa Diana per la persona più brava del mondo e Camilla per la strega più grande del mondo. A me non dispiace. Ma magari è anche vero, però io non ne parlerei con così tanta certezza. Cioè, mica le conoscete dal vivo ste persone. Cioè, adesso sembra una fiction. Cioè, non è una fiction, è una famiglia reale britannica, insomma. Sappi che ti sei appena inimicato mia madre. Scogna, ufficialmente tu sei libero dall'odio di mia madre, è passato tutto verso Marco, perché poi... Come? Bravo. E c'è nel mood. Bellissimo. Chi te ne porta queste cose? Cioè, in diretta, se non i barbari eleganti. Esatto, giusto, esatto. Phil? Giustissimo. Allora, Scogna, di un'ultima cosa e poi levati dalle palle e vai a seguire la partita. Ma volentieri. Dilla. Prego. No, dilla. No, pensavo ti dico l'ultima cosa e poi ti devi dalle palle. Dilla tu. No, nulla, volevo soltanto mandare a fare in culo quelli che hanno ricevuto l'incoronazione divina l'altro giorno e basta. Va bene. Viva l'Irlanda, viva la secessione! Va bene, ringraziamo Scogna per essere stato con noi e nulla, un'altra notizia, direi notizia meravigliosa. Vuoi leggerci il titolo di questa notizia, Vitto? Innanzitutto permettetevi di dire mio fratello. No! Direttore si intrufola nella stanza di un ospite di notte nel suo hotel che dichiara: mi ha succhiato le dita dei piedi. Il manager David Neal, 52 anni, è stato accusato di aggressione. L'incredibile caso del Tennessee. Non è Lercio, è Leggo. Il direttore dell'hotel mi ha succhiato le dita dei piedi. L'accusato da un ospite dell'albergo è il direttore di un importante hotel del Tennessee, USA, e quel manager è stato arrestato. Adesso arresto, insomma, mi sembra un po' eccessivo. No, sto scherzando. L'uomo infatti si è intrufolato nella stanza di un uomo in piena notte e gli ha succhiato le dita dei piedi. La notizia è stata diffusa ufficialmente dalla polizia locale. Phil, dici cosa ne pensi? È incredibile come un direttore possa, insomma, capisco che abbia le chiavi per cui la tentazione possa arrivare, ma addirittura entrare, non per rubare, ma per succhiare le dita di un piede, insomma, ce ne passa. Beh, il buon Vittorio direbbe altro. Beh, evidentemente aveva dei bei piedi, non so se signore o signorina in questione... Gli è venuta la tentazione, dai, capita. Capita. Tu se avessi un hotel, Vitto, non lo faresti? Non confermo e non smentisco. Eccolo. Il direttore dell'hotel mi ha succhiato le dita. Ma poi pensate sta roba? Cioè, magari lo pagate anche tanto sto hotel, perché poi alla fine gli hotel... Non credo, dai, non penso. No, ma gli hotel negli Stati Uniti, figa, anche un ostello costa minimo $100 a notte. Un manager di 52 anni della 4th Avenue South Hilton Hotel di Nashville è stato nascosto nella stanza di un ospite mentre dormiva il 30 marzo, in piena notte, mentre l'uomo dormiva, e si è messo vicino ai suoi piedi. Secondo la polizia metropolitana di Nashville,
Neil ha usato una chiave magnetica per entrare nella stanza ed è entrato intorno alle 5 del mattino. Ragazzi, americani, viva l'America, viva l'America. È bello anche per l'America, è bella anche per questo. C'è chi spara nelle scuole, c'è chi crea imperi con la libertà economica e ci sono anche questi casi qui. Non fare disinformazione sulle armi, per favore. No. Già ci pensa la sinistra. Tra l'altro il Tennessee è l'unico stato in America in cui si può sparare ai poliziotti, se non hanno il mandato quando entrano a casa. Sottolineiamolo, per cui è importante, no? Uno stato in cui comunque le anomalie ci sono. C'è un certo grado di libertà C'è civile. un certo grado di libertà civile, diciamo, ecco. Mi sembra giusto, mi sembra giusto. Comunque tutta la mia solidarietà al direttore, povero uomo, cioè, aveva degli istinti, cioè, succede. A chi non è mai successo una roba del genere? A chi non è mai successo? Questo è colpa dei barbari eleganti, ma più in particolare è colpa di Vittorio Le Donne, che con tutta la sua propaganda dei piedini, che per carità piacciono anche al sottoscritto, ma non ne sono un parafilico come, mi dissocio, come il signor Le Donne. È perché non lo ammetti. Sì. E quindi nulla. Direi di chiedere al buon Phil, dato che siamo in argomento, Esatto. lui cosa ne pensa dell'argomento piedini, dato che lui era anche, diciamo, era anche presente quando è nato. Io ero presente quando è nato proprio questo grandissimo motto, questo grandissimo A Pontida 2022, no? Non ne ho fatto parte. È vero, la famosa intervista con Saverio Tomasi. Io non ne ho fatto parte perché non ero presente poi nel secondo momento. Sicuramente, ecco, io mi dissocio dall'amore per questa parte del corpo, preferisco altre parti sicuramente, però quella anch'io. Però diciamo è questione di gusti, no? Dei gustibus non disputandum est, diciamo dei romani. Esatto. E invece sapete cosa ha detto uno che non è romano ma è pugliese, ma che vive a Roma da un po' di tempo perché qualche anno fa è diventato ingratamente presidente del Consiglio? Il signor Giuseppe Conte, e vi dico questa frase, poi mandiamo la pubblicità e lo riprendiamo dopo, ha detto: sulle riforme istituzionali, costituzionali che vuole fare il governo, noi apriamo il dialogo, ma non si proceda a colpi di maggioranza. Giuseppe Conte, siamo una repubblica parlamentare. Cosa cazzo vuol dire non si proceda a colpi di maggioranza? Perché lui è abituato a non procedere a colpi di maggioranza. Procediamo a colpi di opposizione? Procediamo a colpi di DPCM? Sì, Giuseppe Conte è abituato con la decretazione d'urgenza, quindi non sa cosa significa il Parlamento e la maggioranza parlamentare. Bene, ora mandiamo la pubblicità e la canzone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Rieccoci, buona Schlein a tutti di nuovo. Permetti di dire che quanto cazzo spaccano gli Slayer. Come si chiamava questa canzone? Tantissima roba. Come si chiamava? Si chiamava... Vai, aspetta, ritorno che un attimo un déjà vu. Dissolution of Savior. Sì. Delusion of Savior. Tanta roba. Che inglese, ragazzi, che inglese. Allora, stavamo parlando delle riforme istituzionali, costituzionali, insomma. Questo governo, essendo un governo con una ampia maggioranza, diciamo. Sì, con un'ampia maggioranza e comunque un fine mandato molto ampio, molto in là, diciamo, no, negli anni. Dalla tu la dalla tu, prego, ho parlato troppo. Ho parlato troppo. Insisto, guarda, come se avessi accettato. Ieri il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha tenuto le consultazioni per capire se all'interno del Parlamento ci potesse essere quantomeno una convergenza sui temi del cambio, insomma, della Costituzione, in particolare della forma di governo, no? Noi sappiamo che a partire dagli anni 90 c'è stata da parte appunto del Parlamento un'inclinazione per cambiare chiaramente la forma di governo, prima con la riforma della legge elettorale, il Mattarellum, e poi insomma con una riforma costituzionale che però è mancata, sempre bocciate, prima Calderoli, poi Renzi, tutte bocciate. Cerchiamo, l'interesse da parte del governo sarebbe quello proprio di approvare una riforma con ampie maggioranze, quindi che non abbia il bisogno di passaggio attraverso il referendum popolare, ecco. Certo. Ecco, questo qui è il problema c'è per Conte, lui non gli piace governare con la democrazia, lui piacciono il governo a colpi di DPCM, insomma. Esatto. No, il punto della questione, la penna è mia, il punto della questione è che il centrodestra si è fatto eleggere anche nel programma elettorale c'era scritto che si puntava a un sistema di presidenzialismo. A differenza della Repubblica parlamentare in cui sì, ci può essere una legge elettorale più maggioritaria che proporzionale, più proporzionale che maggioritaria, oppure come in questo caso leggermente più proporzionale, un sistema misto, che il problema è che ad esempio stavolta ci è andata bene, che abbiamo avuto dalle elezioni una legittima, come possiamo dire, un mandato pieno. Sì, mandato pieno da parte dei cittadini italiani. Alla ecco. coalizione di centrodestra che poi sarebbe stata quella che avrebbe formato il governo, però ad esempio le ultime due volte, 2013 e 2018, questa cosa non è successa. 2013 era leggermente più avanti il centrosinistra. Sì, 2013 però per colpa anche della legge elettorale, il Porcellum. Sì, il Porcellum. Vabbè, altrimenti la maggioranza c'era. 2018 che c'era già questa legge, il centrodestra era già ampiamente avanti perché... Sì. Il centrodestra aveva il 37%, i 5 Stelle avevano il 32-33%, quindi insomma non è tanto, però è comunque un bello scarto tra il primo e il secondo, ma comunque per la legge elettorale che era in vigore non hanno potuto formare una maggioranza, quindi indipendentemente dal fatto che si possa puntare sul maggioritario ogni volta, ovvero che chi sulla maggior parte del territorio nazionale prende più voti è quello che prende anche più seggi e governa. Quantomeno per evitare anche gli inciuci parlamentari che abbiamo visto in questi anni, no? Esatto, che poi uno viene votato, però non viene poi nominato primo ministro. Esatto, no? esatto. C'è comunque una cosa molto importante con il sistema maggioritario, ad esempio come funziona in Inghilterra, il parlamentare eletto è il rappresentante di quella zona e i cittadini sanno effettivamente chi hanno eletto e da chi rivolgersi. Certo. Comunque se non li rappresenta, ad esempio lamentarsene, comunque fargli capire che non sono d'accordo su quello che sta facendo nel mandato da parlamentare. Esatto. Una maggiore rappresentanza del territorio. C'è poco rapporto tra rappresentanti e rappresentanti, no? Assolutamente vero. Esatto, poi alla fine l'obiettivo non è proprio la repubblica presidenziale in senso statunitense, però ad esempio trovare un meccanismo, un modo costituzionale per fare in modo che di avere maggiore stabilità. Esatto, no? Ecco. Esatto, bravo, per avere maggiore stabilità. Per fare in modo che non si continui ad andare avanti a colpi di inciuci post elezioni. Certo, ora dato che oltre a questo comunque servirebbe poi comunque una riforma in senso federale, dato che ci stiamo piano piano arrivando, comunque meno male. Esatto. Una riforma in senso federale che comunque dia più potere ai territori, che comunque è il modo migliore per bilanciare sì comunque un presidenzialismo forte, ma una forte... un potere molto importante di rappresentanza, dato anche gli enti locali e i territori, così da, esatto. Perché da il tema è quello, non è solo la la riforma della forma di governo, è il tema di cambiare il bicameralismo perfetto, unico al mondo, no?
Quindi cambiare quella forma lì per fare in modo che le regioni possano, ad esempio, essere rappresentate in una Camera, no? Come avviene in tutto il resto del mondo. Penso in Germania, le regioni oppure gli enti locali, cosa che in Italia non avviene. In Italia abbiamo 2 Camere identiche, un'anomalia a livello mondiale che bisogna quantomeno superare per garantire appunto una stabilità sia di governo sia del Parlamento. Sì, esatto, cioè pensare che alcune volte i governi sono caduti perché magari avevano la maggioranza alla Camera, però sono mancati 2 numeri al Senato, e quindi, cioè, insomma, e poi anche il fatto di avere la stabilità, di arrivare a un sistema in cui se vinci e hai una maggioranza legittimata, scaturita dalle urne, non è che poi se metà di un partito, come era successo ad esempio con Berlusconi nel 2011, non è che metà partito magari fa una scissione e va lì e tu magari rischi di perdere la maggioranza. Cioè, insomma, se i cittadini danno un mandato diretto a una coalizione per essere governati, dovrebbe essere come nelle amministrazioni comunali, come nelle amministrazioni come nelle giunte regionali. Vieni eletto, possibilmente anche elezione diretta del capo del governo per evitare strane cose o del capo di Stato, ecco. Sì, ma l'elezione del capo di Stato alla fine, per quanto mi riguarda, è inutile, perché il capo di Stato come c'è adesso è inutile. Come c'è adesso sicuramente sì, però il premierato, no, la proposta del premierato era già stata proposta agli italiani che l'hanno bocciata, e dobbiamo ricordarlo, qualche anno fa. Quindi nel 2007-2005 se non sbaglio. Assolutamente. Dopodiché fa strano vedere una certa sinistra, no? Penso a quella di Prodi, che boccia la proposta del governo, quando proprio loro invece sono quelli che sono caduti sulle proposte, sulle mozioni con la fiducia. Penso proprio a Prodi, governo Prodi, che ha avuto molte volte, un paio di volte se non sbaglio, proprio su provvedimenti con la fiducia, quindi esemplificazione del fatto che la sinistra non abbia cognizione di causa riguardo proprio la forma di governo italiana. Esatto, sarebbe ottimale un sistema dove i cittadini eleggono direttamente il Presidente del Consiglio e il Parlamento, e poi se per qualche strano motivo il governo cade, al posto di fare inciuci su inciuci su inciuci e fare 3.000 governi astrusi con 3.000 maggioranze diverse, o si ritorna oppure si torna a votare, si torna alle urne, come succede nei comuni, nelle regioni in situazioni particolari. E comunque è importante da notare, secondo me è molto positivo, che finalmente la politica vuole tornare al centro, cioè non risolverla con non abbiamo i numeri, andiamo a referendum. Invece si vuole proprio tentare di trovare una soluzione politica. Essendo la nostra una democrazia rappresentativa, noi eleggiamo i parlamentari per rappresentare le nostre istanze in Parlamento, e i parlamentari quello devono fare. Esatto. Finalmente la politica vuole tornare al centro e non lasciare non abbiamo i voti, allora bene, si vada a un referendum. Esatto. E soprattutto, insomma, mi sono dimenticato. No, tranquillo, no, esatto, no. L'età. Nel senso, l'età che avanza. No, e soprattutto evitare di parlare sempre dei soliti temi di attualità. Nel senso, è giusto occuparsi dei temi attuali del momento, ma se riusciamo anche a fare un discorso un po' più ampio, un discorso in senso costituzionale, quindi che riguarda le istituzioni, e cercare di migliorare un po' quelli che sono i meccanismi, magari sono dei temi che al cittadino medio comune non gliene frega un cazzo, però nel lungo termine anche indirettamente c'è un grande apporto. Sì. E chi è che si è già opposto a queste cose? Chi si è già opposto a queste cose? La Lega? No. Forza Italia? No. Noi moderati? Ovviamente no, anche perché facendo parte del governo. Esatto. 1%. Chi si è opposto? I 5 Stelle hanno già detto no. La Alleanza Verdi-Sinistra hanno già detto no. E il PD, con la buona Schlein, dice sì, però insomma noi apriamo al dialogo, però non siamo tanto sicuri, quindi non vorremmo che... Insomma, abbiamo capito che non c'è voglia. Nell'opposizione, insomma, possiamo fare affidamento soltanto agli molto amici, triste. agli amici che vogliono arrestare i ragazzi. Direi ora che però abbiamo parlato di abbastanza di cose serie, direi di ritornare a cose un po' meno serie. No, cose un po' più serie. Da un certo punto di vista, Prego. sì, quindi notizia molto importante: OnlyFans è già superato. Con Fan with Fit c'è chi guadagna $5.000 al mese. Comunque vorrei sottolineare la serietà di questa trasmissione, cioè parliamo sempre di argomenti molto seri. Valori, le tematiche valoriali del nostro paese, che attraversano la cultura, la storia. Esattamente, noi siamo una trasmissione intellettuale, possiamo dirlo, di intellettuali. Dei veri intellettuali. Prego. Beh, è incredibile questa notizia di questo nuovo sito che sta spopolando negli Stati Uniti. Fun with Fit, dove divertimento con i piedi,
dove c'è la possibilità di vendere video e foto appunto dei piedi, e mantenendo un totale anonimato, quindi invoglia molto di più i creator che magari hanno un pochettino paura dello stigma sociale che ancora c'è magari tra datori di lavoro, amici, familiari, di poter comunque avere o arrotondare comunque il proprio stipendio, comunque avere una nuova forma di introiti. Questo è un'entrata secondaria. Esatto, un'entrata che può diventare anche primaria, nel caso comunque di questa ragazza Chrissy, che è stata intervistata appunto e che ha dichiarato di guadagnare ben $5.000 vendendo le proprie foto dei video dei piedi. Tu cosa ne pensi? Anche grazie a Vittorio Le Donne, perché Esatto, Vittorio Le Donne lo vediamo molto entusiasta, forse perché gli può interessare. lei guadagna $5.000 al mese, perché Vittorio Le Donne dei 3.000 euro che guadagna, giusto? Di più. Dei $3.000 che guadagna, 1.000 li spende soltanto per comprare le foto dei piedi di questa qua. Cioè di questa Chrissy, di questa professionista. Ognuno ha le sue priorità, insomma. Chris fa il suo nome di Vittorio Le Donne, chiaramente. Esatto. Quindi dici che non è una lei, ma è un lui, ed è lui. L'hai detto tu. Ok, quindi Filio, io ti faccio questa domanda. Ma tu, non ti chiedo se fossi mai in una condizione di difficoltà, ma tu normalmente, per una seconda entrata, venderesti a reddito, un'entrata libera, esatto. No? Invece di mettere la casa in affitto, magari Bravo. potrei pensare... Bravo. No, io non credo. Venderesti le foto dei tuoi piedi? No, non venderei le foto dei miei piedi perché... In totale anonimato, però. Sono abbastanza... anche in anonimato, però comunque io ho dei valori, delle che vuol credenze... dire? Non è che chi li vende non ha dei valori. Tu vuoi dire questo? Vuoi dire che chi li vende non ha dei valori? Beh, quasi, dai, molto vicino. Ah, quasi. Ah, abbiamo qualcuno che è contrario al sex working online. No, l'importante è che abbia la partita IVA. Ognuno può fare quello che vuole. Ma che cazzo ce ne frega della partita IVA? Ma sarà mica quei 600 euro di tasse ogni 3 mesi. Ah, dai. Beh, in Italia è un bel po'. Anche perché te lo dice una partita IVA. Te lo dice una partita IVA, che poi quei 5.000 non sono poi così tanti quando devi dare tutti quei soldi allo Stato. Appunto. Quindi La flat tax poi è fino a 100.000 euro, dopodiché non sei coperto ancora. Per cui... Esatto. Beh, dai, 5.000 ancora ci stai dentro, sei intorno ai 60.000. Se sono al giorno, al mese, al mese. Oddio, $5.000 al giorno penso che neanche Vittorio... Se al giorno forse i valori possono cambiare. Se al giorno magari lo faresti, Eccolo qua, la vittoria del capitalismo. Tutti hanno un prezzo, basta sapere qual è. Giusto. Che grande massima. Ragazzi, dai, una puntata interessante. Una bella serata di confronto. In cui abbiamo parlato di temi seri, di temi istituzionali, di temi della vita, di Elly Schlein. Quindi ringraziamo ancora la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma, vero Vitto? Ovviamente, soprattutto il direttorissimo Kainarca. Assolutamente. E ringrazio per essere stato ospite dei Barbari Eleganti a Radio Libertà. Non ci ha fatto piacere. Mi spiace. Non ci ha fatto piacere assolutamente. Posso dire che finalmente il Gaz Out ha avuto il suo seguito. Esatto. È molto meglio così. Finalmente possiamo dirlo, il buon Filippo Leon sostituirà Gaz. Esatto. D'ora in poi Gaz sarà sostituito da Filippo Leon. Grazie per averci seguiti anche la prossima settimana. Speriamo di ritrovarci settimana prossima. Buona serata a tutti, e adesso vi lasciamo con il grandissimo David Bowie. Rebel.